Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Maxi operazione di carabinieri e polizia contro l''ndrangheta. Oltre 300 le persone arrestate in Calabria in diverse località dell'Italia settentrionale, indagate per associazione mafiosa, traffico di armi e stupefacenti, omicidio, estorsione e usura. L'operazione colpisce le più importanti famiglie dell''ndrangheta delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. Nella sola provincia di Reggio sono state fermate 120 persone da cui dipendeva l''ndrangheta di periferia di Milano, Torino, Canada e Australia. Sequestrati beni per decine di milioni di euro. Nella maxi operazione di oggi sono finiti in carcere anche 3 affiliati all''ndrangheta originari di Reggio Calabria. Si tratta del direttore sanitario dell'ASL di Pavia, Carlo Antonio Chiriaco, accusato di associazione mafiosa e corruzione, Francesco Bertucca e Rocco Coluccio. I 3 operavano nella zona di Milano e provincia attraverso numerosi locali ed erano coordinati da un organismo denominato Lombardia. In manette anche 4 carabinieri per corruzione. La Guardia di Finanza di Catanzaro, al termine di un'indagine coordinata dal procuratore regionale della Corte dei Conti per la Calabria, Cristina Straldi, ha individuato un danno erariale di oltre 253 milioni di euro ed ha segnalato 2 dirigenti generali del Dipartimento Tutela della Salute della Regione. I dirigenti, senza attendere la conclusione della verifica dell'organo tecnico, hanno autorizzato la spesa delle quote premiali alle aziende sanitarie ed ospedaliere. Un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia di Crotone è stato promosso stamani dal Comitato Fabbricando l'Avvenire in coincidenza con l'udienza preliminare del processo Black Mountains, che cerca di far luce sull'illecito smaltimento di scorie di lavorazione dell'ex Pertusola. Il comitato si è costituito parte civile, così come la società Syndial, responsabile degli impianti, diverse le forze politiche, i rappresentanti istituzionali e le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, che però non ha visto l'auspicata partecipazione popolare. L'assessore al lavoro Francesco Antonio Stillitani ha incontrato ieri la Commissione regionale per l'emissione del lavoro nero, presieduta da Benedetto Di Jacovo, alla presenza dei rappresentanti delle varie categorie. I dati emersi sono allarmanti. In Calabria il lavoro non regolare fattura 5,5 miliardi di euro, con una conseguente evasione fiscale e previdenziale pari a 2 miliardi. Nello specifico i lavoratori irregolari sono 147.000, con un'incidenza del 24% sul lavoro regolare e del 17,2% sul PIL. In fornata di nomine nell'ultima giunta regionale sono stati completati i ranghi dei commissari delle ASP, con la nomina di Carmelo Bellinvia all'azienda ospedaliera Morelli di Reggio Calabria, di Paolo Maria Gangemi a Cosenza, Alessandra Sarlo a Vibo e Gerardo Mancuso all'ASP di Catanzaro. Cambio di vertice anche a Calabria Lavoro con l'arrivo di Pasquale Melissari. Infine, su proposta dell'assessore Stillitani, è stata costituita la delegazione trattante per la contrattazione integrativa. Archeo Tour Magna Grecia è il titolo del progetto illustrato ieri nella Sala della Cultura di Crotone. L'intento è quello di far rivivere le atmosfere tipiche di un villaggio della Magna Grecia, con tutte le strutture tipiche dell'epoca. Il progetto è stato presentato per ottenere i relativi finanziamenti all'Unione Europea, che come direttrici hanno indicato proprio la promozione dei castelli e la Magna Grecia. Ha fatto tappa a Crotone per la seconda volta consecutiva Amici Tour. Numerosi gli stand allestiti presso il piazzale dello stadio Ezio Scida, che hanno attirato numerosi giovani, grandi e piccini. Lo spettacolo di Amici è seguito in tutta Italia da Radio Kiss Kiss e dalle telecamere di La 5. Tra i talenti non poteva mancare la vincitrice dell'edizione 2010 del programma, Emma, Loredana, Pier Davide e Stefano, ma anche il calabrese Stefanino. Cresce a Cosenza l'attesa per la partita di calcio Juventus-Lione, in programma nello stadio San Vito per il 24 luglio. Sono in vendita da ieri i biglietti e già all'alba, a partire dalle 4, c'era qualcuno in fila davanti allo stadio per acquistarli. I botteghini hanno aperto alle 9, quando già la fila era chilometrica. Migliaia i tagliandi venduti in poche ore. Dal Cosenza Calcio arrivano inviti a servirsi solo delle rivendite ufficiali.